e poi anche indirizzarlo a un compagno. Dall'altra parte cerca l'assist per Caroline che galleggia in aria, segna il canestro. Blocco verso il fondo di Ekodas che poi neanche si concretizza, allora scambiano i due, Vitali si rimette a posto coi piedi oltre l'arco e scaglia la tripla del Q4. Con Williams che vuole attaccare di nuovo contro Ekodas, lo fa saltare con la finta, grande giocata stavolta di Williams. Eccolo qua il canestro della parità, il nuovo massimo stagionale per Bramos che però è solamente alla quinta partita giocata in questa stagione, ci riprova anche da questo angolo e adesso la mano è calda, anzi è rovente per attaccare dall'altra parte, vede Williams che è rollato sotto il ferro, arriva la schiacciata, 17 per lui. Williams per mezzanotte che si mette a posto coi piedi, scaglia la tripla e torna di nuovo a meno 4 Trento. Pick and roll tra lunghi con Williams, poi l'intercetto di Tonut che capisce tutto, ruba la palla, arriva dall'altra parte, non dà nulla per scontato Jordan Caroline, una delle stoppate più belle di questo campionato. È stato un po' ingenuo, forse un po' pigro Tonut, poteva schiacciare, poteva andare dall'altra parte del ferro per proteggersi, ma tanto fatto sta che rimane la clamorosa rimonta di Caroline. Forrai sulla sirena, ancora una volta torna la borsa dei trucchi del mago. Adesso Venezia in campo con un quintetto molto particolare, senza playmaker, con Sanders, Vitali e Bramos da esterni. E allora Sanders dice mi metto in proprio, Watt riceve, arriva il raddoppio, scarico per Vitali che si alza e spara dal perimetro. Scrivete 3 per Michele Vitali e forse questa volta sì che è a lungo decisivo. Finisce 81-94 per l'Umana Reyer Venezia contro la Dolomiti Energia Trento.